Benvenuti in Community FVG, un viaggio nei territori del Friuli Venezia Giulia. In ogni puntata vi raccontiamo come cooperatrici e cooperatori ogni giorno lavorino responsabilmente per coniugare sviluppo, sostenibilità e mutualità. Conosciamo meglio la nostra regione, scoprendo le idee e i progetti che, giorno per giorno, fanno crescere imprese, comunità e persone. In questa puntata di Community FVG, la cooperativa sociale nascente. Fusione fra Cassa Rurale del Friuli Venezia Giulia e BTC Turiacco. Ne parliamo con i presidenti. Ora cominciamo il nostro viaggio. Mondo cooperativo. La cooperativa nascente nasce nel 1987 su iniziativa di Don Emilio De Roia. Non serve tratteggiare la figura di Don De Roia perché credo che sia conosciuta in tutto il Friuli e credo anche fuori. Don De Roia, dopo aver messo in piedi Casa Immacolata per garantire l'accoglienza alle persone disagiate, alle persone emarginate di quei tempi, ha ritenuto che ci fosse, attraverso un loro impegno con il lavoro, uno strumento per dare dignità a queste persone affinché potessero riacquistare un loro ruolo all'interno della società. E questo valeva sia per le persone adulte che per i giovani. E quindi nel 1987 la cooperativa nascente, tra l'altro una delle prime cooperative sociali in Friuli, ha cominciato la sua attività dando lavoro a delle persone adulte attraverso piccoli lavori edili, attraverso la lettura dei contatori dell'acquedotto, attraverso piccola carpenteria e così via. Nel 2002, nell'ambito di un progetto etico che era la raccolta degli abiti usati, la cooperativa nascente ha voltato pagina e ha strutturato molto di più quella che era la sua attività, finalizzandola a un maggiore disponibilità nell'accoglienza attraverso le sue file delle persone disagiate, quindi garantendo loro il lavoro, e quindi attraverso un investimento considerevole fatto dei cassonetti in accordo con la Caritas ha garantito la raccolta degli abiti usati nell'arcidiocesi di Udine. Successivamente, grazie quindi a questo lavoro, l'evoluzione della cooperativa è stata tale che ha permesso quindi una crescita costante e continua. Pertanto tutto il derivato da questa attività ha permesso quindi di capitalizzare la cooperativa e metterci nelle condizioni di attivare ulteriori servizi affinché qualora ci fosse l'esigenza di ulteriore spazio lavorativo o che il settore degli abiti non dovesse più garantire la stessa redditività di prima, ci potesse quindi essere un maggior spazio lavorativo. In questo si sono attivati in modo più strutturato il verde, i traslochi e l'edilizia, garantendo quindi a tutte queste persone un notevole lavoro. Recentemente, grazie quindi al lavoro svolto da tanti soci, oggi siamo una settantina circa, la cooperativa è stata messa nelle condizioni di poter fare un notevole investimento che è la nuova sede operativa di Pasian di Prato. Questo perché da una parte la cooperativa era cresciuta, lo spazio presso Casa Immacolata non ci consentiva più di svolgere appieno e in modo confacente le nostre attività, e dall'altra parte si sono creati i presupposti per un ulteriore sviluppo. Per noi questo rappresenta non un punto di arrivo ma un punto di partenza. Nascente è una cooperativa sociale di inserimento lavorativo. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che noi per svolgere le nostre attività impieghiamo, e questo è per statuto e comunque per normativa, almeno il 30% di personale
cosiddetto svantaggiato. Sono persone che nel nostro caso hanno problemi prevalentemente alcol correlati, quindi noi li seguiamo anche assieme al CERT e all'alcologia di Udine, Tolmezzo, insomma delle varie zone del Friuli. È ovvio che l'impiego di questo personale svantaggiato implica che comunque la cooperativa nascente deve essere in grado di svolgere qualitativamente il lavoro in maniera quantomeno sufficiente, perché i clienti rimangono sempre i cittadini, quindi privati piuttosto che aziende, piuttosto che enti pubblici. Le attività in cui Nascente opera sono molteplici. Fino a 5-6 anni fa l'attività prevalente era la raccolta degli abiti usati. Questa, per una serie di motivi legati prevalentemente ad aspetti normativi, sta un po' alla volta calando. Altri settori in cui opera la cooperativa, perché ovviamente è necessario differenziarsi, sono quelli dell'edile. Per edile noi intendiamo veramente sono finiture edili, nel senso che noi facciamo prevalentemente interni, ma questo vuol dire qualsiasi attività con esclusione degli impianti, per cui abbiamo muratori, abbiamo piastrellisti, cartongessisti, imbianchini, montiamo serramenti o li ripariamo, persiane, tutte queste cose qua. I clienti anche qui sono sia pubblici che privati. Abbiamo poi altra attività che è in forte crescita, che è quella legata alla manutenzione del verde, che svolgiamo non solamente in zona provincia di Udine, ma anche in Carnia. Altre attività su cui stiamo spingendo è quella degli sgomberi o di gestione e trasporto rifiuti. Questo sviluppo è facilitato dal fatto che noi comunque per trasportare gli abiti usati, che sono normativamente parlando rifiuti, abbiamo dovuto richiedere le autorizzazioni appunto per il trasporto dei rifiuti. Aperta questa porta abbiamo differenziato le categorie, quindi non trasportando solamente rifiuti tessili ma tutta un'altra serie di tipologie, di recente a inizio anno anche i pericolosi, e questo è un mondo che ci dà possibilità di crescere e sul quale adesso stiamo vedendo di puntare. Poi abbiamo un altro settore storico che è di pulizie. Ecco, questo è un po' il quadro di tutto quello che al momento fa Nascente. Siamo una settantina tra operai e impiegati e il nostro parco mezzi conta quasi una trentina di furgoni di varie dimensioni, necessari in quanto tutta la nostra attività è sul territorio, quindi noi ci spostiamo sul territorio e ovviamente tutti gli operai hanno necessità di avere dei mezzi per poter raggiungere i vari cantieri di lavoro. Di questi tempi le buone notizie sono sempre più rare, ma oggi ve ne offriamo una, anzi è il credito cooperativo che ve ne offre una, perché la BCC di Turiaco e la Cassa Rurale Friuli Venezia Giulia hanno deciso di costruire, di realizzare un progetto di integrazione e di fusione e vogliono raccontare questa bella notizia agli 8.400 soci proprio i presidenti delle due banche, il presidente Roberto Tonca della BCC di Turiaco e il presidente Tiziano Portelli della Cassa Rurale FVG, a cui abbiamo rivolto alcune domande. Presidente Portelli, la vostra banca Cassa Rurale FVG 4 anni fa ha fatto una fusione, uno stesso progetto di integrazione con altre banche del territorio della Bassa Friulana. Dunque adesso ne riproponete un altro, significa che il progetto è andato bene? Sì, il progetto è andato bene, abbiamo avuto dei buoni risultati, si sono messe insieme delle sinergie che altrimenti prima non c'erano. Oltretutto sappiamo anche che il giorno d'oggi le banche devono avere una certa dimensione, per cui anche questo è molto importante. La prima fusione ha portato al raddoppio del capitale, per cui siamo passati dai 30 e rotti milioni ai 74 milioni, per cui è stata una scelta lungimirante anche alla luce di quello che sta accadendo in questo momento, che quindi non abbiamo mai visto un periodo economico come questo della pandemia. Quella di Turiaco anche quella è una scelta naturale, sono banche molto simili, banche che nascono
alla fine dell'800 con lo stesso intento, con gli statuti praticamente simili, e quindi l'origine è quella e l'obiettivo è un obiettivo comune. Presidente Tonca, la BCC di Turiaco in questi anni è sempre nelle migliori posizioni di classifica, addirittura delle banche più solide d'Italia. Dunque perché questo progetto di integrazione? La nostra banca ha continuato anche quest'anno, per la verità, a fare un buon risultato economico, quindi siamo sempre nel trend positivo di redditività e anche di patrimonializzazione della banca. Però gli eventi che ci circondano non possono essere sottovalutati. Noi siamo una banca nata 125 anni fa, non abbiamo mai fatto nessuna fusione, siamo sempre rimasti in autonomia, e quindi la dimensione della banca è rimasta un po' piccolina, indubbiamente. Abbiamo costruito il patrimonio solo con i nostri utili in 28 anni, 120 anni della nostra storia. Però questo purtroppo oggi come oggi non è più sufficiente. C'è necessità di banche di dimensioni più grandi, perché le aspettative della clientela sono sempre maggiori. Con la riforma del credito cooperativo abbiamo la nascita delle capogruppo, quindi anche queste hanno modificato un po' la visione generale dei nostri istituti di credito. Quindi facendo questa riflessione e guardando il futuro e soprattutto continuare a dare risposte importanti ai nostri soci e clienti, ci siamo guardati un po' in giro e abbiamo visto quella che era la soluzione ideale per fare un matrimonio, così posso definirlo, con un'altra BCC, e Cassa Rurale FVG è quella che più dava questa garanzia appunto di territorialità e di valori. Dunque, Presidente Portelli, una nuova sfida dentro la vostra storia che dà senso anche alla vostra storia ultracentenaria. Ma all'atto pratico, quali saranno le modifiche, i cambiamenti che coinvolgeranno i soci e i clienti della vostra nuova banca? Per i nostri soci non cambierà nulla, sarà pressoché tutto come lo è oggi. È chiaro che l'attenzione al territorio, l'attenzione ai vari servizi sarà sempre da parte nostra la priorità. Per quello che riguarda i nostri clienti, i nostri soci, evidentemente loro vogliono dei servizi, vogliono realizzare i loro sogni, il mutuo della casa, il finanziamento di tutto quello che serve nella vita quotidiana, e tutti i vari servizi che una banca può dare, compreso l'assicurativo, che in questo momento peraltro sta andando anche molto bene. Stiamo anche spingendo moltissimo sulla digitalizzazione, che è un qualcosa di fondamentale in questi anni, quindi abbiamo investito moltissimo su questo e crediamo che sia il futuro ma anche il presente. Dunque, Presidente Tonca, nuove sfide, nuovi obiettivi con questa nuova avventura? Ma le sfide sono sicuramente quelle di avere una banca più grande e quindi più robusta, che dovrà coprire un territorio più ampio, però non basta coprire il territorio, serve anche diventare banca di riferimento per questo territorio, no? La grande sfida è proprio questa, la scelta anche della fusione nasce proprio per dare a questo modo ai soci e clienti si sentano di avere loro, essere soci di una banca di riferimento del territorio. C'era a suo tempo la Cassa di Risparmio di Gorizia, che era un punto di riferimento per quel territorio. Oggi anche la città di Gorizia è orfana di una realtà così forte. Noi vogliamo avvicinarsi con questo spirito, però con lo spirito del DNA del credito cooperativo, quindi una cosa diversa. Per i soci cercheremo anche di far nascere la mutua assistenza, che avrà una valenza soprattutto nell'ambito sanitario. La faremo come sede a Turiaco perché è baricentrica al territorio di tutta la Cassa Rurale FVG, e credo che sarà molto apprezzata anche in questi momenti. Vedete, con le vicende della pandemia, aver avuto già una cosa pronta di questo aspetto avrebbe veramente fatto un grande sostegno ai nostri soci della banca. Grazie Presidente, è veramente interessante, mi pare una bella idea. Dunque, Presidente Portelli, a lei tocca raccontarci quali saranno veramente i numeri da cui parte questa avventura nel complesso. I numeri saranno numeri estremamente importanti. 33.000 sono i clienti, 8.400 i soci,
sono 152 i dipendenti, superati 97 milioni di euro il patrimonio, le masse risparmi e impieghi sono oltre il 1,7 miliardi, 53 sono i comuni di appartenenza dove noi possiamo operare. La banca è una banca che parte da Trieste, arriva a San Giorgio, da Grado arriva alle porte di Udine, quindi copre tutto il territorio e sarà la prima banca della provincia di Gorizia per quello che riguarda il nostro gruppo, ma in assoluto. I numeri sono dei numeri nettamente importanti, ecco perché spiega anche questa importante operazione di fusione. Grazie Presidente Portelli, soprattutto per il lavoro che avete fatto fino ad ora per portare fino qui la vostra banca. E al Presidente Tonka devo chiedere infine, per spiegare anche quali sono le tempistiche per arrivare alla chiusura di questo progetto. Per quanto riguarda le tempistiche, a oggi abbiamo già naturalmente svolto tutte le parti dei rispettivi consigli di amministrazione, naturalmente che hanno approvato il progetto di fusione, lo abbiamo avuto già il via libera da parte della capogruppo e anche della BCE. Ora aspetta i soci dare il responso finale che verrà fatto attraverso le assemblee straordinarie. Quindi ottenuto il passaggio assembleare, la nuova banca nascerà con il 1° di luglio 2021. Per quanto riguarda il bilancio aggregato sarà limitato appunto ai mesi da luglio a dicembre, quindi avremo una chiusura di bilancio il 31/12/2021 della nuova realtà. Sono convinto che già a quella data avremo le prime soddisfazioni della nuova Cassa Rurale FVG. Fine della prima parte. Community FVG continua dopo la pubblicità. Ben ritrovati in Community FVG. Riprendiamo con Mondo Cooperativo. Inizia la seconda parte. Quest'anno la Latteria Sociale Tornare Terminiano Denese ha creato una rete di impresa con altre aziende qui del territorio in modo da avere un aiuto per le migliorie da portare agli stabilimenti e in modo da essere più meglio predisposti a certe lavorazioni e anche adeguamenti riguardo al livello sanitario. Insomma. Spesso abbiamo partecipato a molte manifestazioni sui formaggi, abbiamo vinto diversi premi. Il primo che abbiamo vinto è stato a Roma con il formaggio Briaco, una delle nostre eccellenze, e poi questi in regione a Gemona abbiamo avuto un buon riconoscimento e ne andiamo molto orgogliosi, insomma, è un buon prodotto. Nella latteria lavorano 3 dipendenti, ci sono 2 casari e un aiuto casaro detto al confezionamento dei prodotti. La cosa tipica delle latterie turnarie è che alla lavorazione partecipa anche il socio, è sempre stato così e continua ad esserlo. Una cosa tipica che ci contraddistingue, insomma. La latteria ha lo spazio lì aperto dal lunedì al sabato, solo la mattina dalle 8 alle 12 e in più ci sono gli spazi aziendali. Che dire, venite a assaggiare i nostri prodotti che sono di ottima qualità.
latteria sociale Tornaria Trevignano Udinese nasce nel 1924. All'inizio contava numerosi soci, conferitori, circa un centinaio. Attualmente invece sono 6 soci conferitori. La latteria sociale Tornaria consiste nella lavorazione a turno del formaggio. Dipende proprio dalla quantità di latte che porta ogni socio, in base a quella, come la lavorazione normalmente giornaliera sui 30 quintali al giorno, quando arrivano a quota gli spetta la lavorazione, insomma, ed è tutta del socio e paga il servizio della latteria. Così da quando è iniziata è sempre continuata, non si è mai fermata. La lavorazione del latte è principalmente lavorazione di latte crudo, non viene pastorizzato, viene conferito giornalmente e all'inizio la latteria lavorava solo per il formaggio e il burro. Adesso invece abbiamo aumentato le produzioni e ci siamo diversificati sui prodotti. Produciamo yogurt, stracchini, panne cotte, cacciotte, abbiamo più prodotti insomma. Il latte è esclusivamente di sorpezzata rossa italiana. Negli anni abbiamo fatto diverse migliorie anche alla struttura insomma, perché agli inizi si lavorava poca roba e c'erano solo quei prodotti. Adesso, avendo più prodotti e più esigenze anche sul mercato insomma, abbiamo portato delle migliorie negli anni. Quindi la produzione del formaggio e tutto il resto viene poi venduta lì negli spazi aziendali dai soci e un po' anche in latteria.